Vito Ferrandelli, nella qualità di socio onorario dell'Associazione Culturale Pandora, ha consegnato alle ceramiste di Burgio delle botteghe Arcure La Gioiosa il catalogo della mostra di ceramiche Simbola, le cui opere sono state esposte presso il Museo della Ceramica Contemporanea dell'Havana a Cuba, nella quale sono presenti anche opere delle ceramiste di Burgio. Sono lieto di consegnare alle ceramiste di Burgio il catalogo della mostra Simbola, all'interno della quale sono esposte delle opere delle nostre ceramiste che testimoniano l'importanza della loro presenza in un contesto internazionale, e per questo io ringrazio la Presidente dell'Associazione Pandora, Anna Rita Fasano, e Suris Dei Martinez, la direttrice del Museo dell'Arte Ceramica Contemporanea di L'Havana, per averci dato l'opportunità di avere presenti nella mostra le nostre ceramiste e al tempo stesso di promuovere il Museo della Ceramica di Burgio. Siamo contenti che le nostre opere sono esposte nella mostra internazionale del Museo della Ceramica dell'Havana a Cuba. Ringrazio l'Associazione Pandora di avermi dato l'opportunità di esporre le mie ceramiche presso il Museo della Ceramica L'Havana a Cuba. Certamente un evento culturale di carattere internazionale, svoltosi nell'isola dei Caraibi, che è scaturito dal contatto favorito da Vito Ferrandelli tra la direttrice cubana del Museo della Ceramica Contemporanea di L'Havana, Suris Martinez, e la presidente dell'Associazione Pandora, Anna Rita Fasano, di Cava dei Tirreni, della quale fanno parte circa 500 ceramiste provenienti da tutte le parti del mondo, dalla Corea del Sud all'Iran, all'Argentina, agli Stati Uniti, al Brasile e tante altre nazioni europee. Un centinaio di queste ceramiste si sono incontrate a Cuba, dove oltre alla mostra hanno realizzato un workshop che ha visto interagire le artigiane e artiste nella realizzazione di lavori che sono stati poi consegnati al locale museo. Nella settimana di eventi si è svolto un prestigioso palazzo dell'Havana, un convegno dove Vito Ferrandelli, in rappresentanza ufficiale dell'Associazione Italiana della Città della Ceramica, ha portato i saluti del presidente e del sindaco di Faenza, Massimo Isola, e ha relazionato sulla ceramica siciliana e sul Museo della Ceramica di Burgio, sul quale, in coda alla relazione, è stato proiettato un video. Nei giorni della manifestazione a Cuba si sono svolti anche degli incontri istituzionali, con la partecipazione di autorità cubane e anche con la visita dell'ambasciatrice italiana a Cuba, Roberto Vellano. La direttrice cubana Martinez era stata a Burgio lo scorso anno, dove ha inaugurato all'ingresso del paese il Museo della Ceramica en plein air, nel quale sono esposte centinaia di mattonelle che testimoniano la ricca produzione pavimentale delle botteghe burgitane.